vaccino dei veleni, veleni politici sia ben chiaro, perché la questione di giorno in giorno scotta sempre più. Scotta come i telefoni degli ambulatori dell'Ulso Berica che ricevono raffiche di chiamate da parte di disorientati genitori, di preoccupati insegnanti e di allarmate scuole materne che non vorrebbero mai e poi mai incappare in pericolosi ritardi e nelle severe sanzioni previste dal decreto Lorenzin che introduce l'obbligo delle vaccinazioni. E allora calma, proviamo a fare un po' di chiarezza. Innanzitutto il decreto è entrato in vigore l'8 giugno, è passata soltanto una settimana e poi i se sono ancora tanti, troppi. Bisogna vedere se il decreto verrà effettivamente convertito in legge e se il Parlamento avrà la forza di sostenerlo anche di fronte a tanta avversione. Avversione innanzitutto da parte degli attivisti e dei comitati, e la stessa Regione Veneto fa ricorso alla consulta. Così lo scontro finisce anche in Regione, dove il Partito Democratico sostiene il decreto e lancia accuse a Luca Zaia, che risponde invocando il dialogo con i genitori. È un atteggiamento direi irresponsabile, perché il governatore, anziché schierarsi dalla parte della maggioranza delle famiglie venete che vaccinano i propri bambini, prende invece la parte di quella minoranza che appunto in maniera irresponsabile decide di non vaccinare i figli, mettendo però a repentaglio soprattutto quei bambini che per ragioni di salute non possono vaccinarsi, e venire in contatto con un bambino non vaccinato può mettere in serio pericolo la loro vita e anche l'esito delle cure che stanno facendo. Se la mamma ha un dubbio, il dubbio deve essere chiarito, non si risponde con una multa. Siamo l'unica regione in Italia che non ha l'obbligo vaccinale. Ci sono 15 stati in Europa che non hanno l'obbligo vaccinale, tra i quali c'è la Germania, la Gran Bretagna, i paesi del nord Europa. Bene, in Veneto senza obbligo vaccinale abbiamo una performance elevata, 92,6% di accesso ai vaccini, ma abbiamo anche un'anagrafe vaccinale.